Beh, guardate che la legalità, io faccio l'avvocato e insegno procedura penale, esistono le formule di Radbruch, si chiamavano. La legalità va valutata anche a seconda della tenuta nel momento in cui una società si evolve. Questa pretesa di imporre delle norme che varranno per quanto? Ancora 2000 anni? Quanto volete imporre l'articolo 5 della Costituzione sulla Repubblica una indivisibile? La volete fare per i prossimi 2 milioni di anni? Che idea è che questa civiltà abbia raggiunto un apice che non si può più modificare? Allora no, scusate, quando io sono preoccupato, quando sento intellettuali, e non è il suo caso, e politici che dicono, ah ma la Costituzione, signori, lavorate per il popolo, qui nessuno dice di prendere le armi, vi dice di essere onesti intellettualmente. Se c'è un popolo che dice vogliamo ragionare, non fare rivoluzioni, nulla di tutto ciò, vogliamo ragionare sulla tenuta di un'unità che nel nostro territorio ormai ha creato solo danni, guerre civili, disastri economici, vogliamo ragionarci un po' sopra o è un tabù? Vogliamo chiedere alla popolazione cosa ne pensa? Oppure in nome della democrazia impediamo al popolo di esprimerci? Perché questo dite voi. Voi state dicendo questo. Che in nome della democrazia e di una Costituzione che dovrebbe essere il tutore di quella democrazia, il popolo non si può esprimere. E questo è vergognoso. La trovo una contraddizione insopportabile, un'ipocrisia. Dovete dire chiaro e tondo al professor Antonini, che è venuto a minacciarvi di norme penali, eccetera, che sono inesistenti perché financo la Repubblica Italiana ha fatto delle modifiche al codice penale fascista, tuttora in vigore, fascista, perché è del 30. Ha fatto delle modifiche per cui a voi nessuna norma penale invocabile. Mi vergogno quando leggo giuristi che dicono ma vi si possono contestare i delitti contro la personalità dello Stato. No, solo con la violenza si pongono in essere i delitti contro la personalità dello Stato. Il resto la vostra è una responsabilità politica. Mi scusi il plurale perché anche lei è espressione democratica di una tesi e un'antitesi. Lei è l'antitesi, ma anche la sua antitesi è stata sottoposta a minaccia costante. Vi hanno minacciato alla Corte dei Conti. Lei dice perché il referendum, perché non è stata prevista la spesa? La paura. Siete pieni di paura. Non siete rappresentanti del popolo liberi. Sono mesi che vi dicono, che vi minacciano, e Ennio Fortuna, e Antonini, e Bertolisi continuano a minacciarvi in continuazione, andate incontro a problemi costituzionali, penali, la Corte dei Conti vi mangia la casa, parliamoci chiaro, ma è democrazia questa? Mi dica, è democrazia questa? Quando vi era lo Stato fascista, chi si opponeva alle leggi razziali veniva tacciato di essere illegale. Se io mi oppongo alle leggi del 38 sono contro la legalità era quella dello Stato fascista. Questo è il fascismo della... Lei è uno dei principali rappresentanti. Lei e lei. Quando voi fate questi discorsi, fate i discorsi ma mi scusi, ma a favore di un regime. Sì, ma adesso vi faccio a favore di un regime. Perfetto. È comico. Ribadire di sicuro poi della parola È una posizione comica, no? Comico sarà lei. Occhio che io non ho usato questi termini, stia attento ai termini che usa. Comico sarà a questo livello. Ma vedi? Adesso vi faccio ribadire. Comico sarà. Vuol dire che non è d'accordo anche sulla posizione comica è la sua.